Una coppia di rocce erano un profilo caro agli amanti della montagna vicentina, uno di fronte all'altra, l'uomo e la donna sul gruppo del Carega, Recoaro Terme, meta di molte escursioni domenicali. Oggi resta solo la donna, la guglia dell'uomo è crollata l'altra notte facendo collassare il torrione su se stesso. Queste le immagini del sopralluogo di stamattina, effettuato per verificare dove sono finiti i detriti di questo crollo. Questa la base dell'uomo che si è spostato verso il vallone dietro la donna. Siamo molto dispiaciuti chiaramente a Recoaro perché era un esempio, era un valore, la storia insomma, della montagna nostra di Recoaro Terme, frequentata fra l'altro da grandi appassionati e è stata definita con questi due nomi a suo tempo. E, è una forma di lutto, vorrei dire, nel nostro paese perché faceva parte delle caratteristiche nostre. Quello che è l'unico aspetto positivo è che per nostra fortuna non è successo niente, non ha coinvolto nessuna persona, anche considerando il fatto che la cosa si è svolta durante la notte del lunedì sera. Tanti gli amanti del sentiero del CAI 113 che dal rifugio Cesare Battisti alla Gazza raggiungono il rifugio Scalorbi e che non vedranno più quel pezzo di paesaggio vicentino, e adesso il comune sta valutando se ci saranno interventi da fare per la messa in sicurezza. Vedremo più avanti come amministrazione se dobbiamo fare degli interventi sulla messa in sicurezza.